tutti i dipendenti adibiti al teatro comunale verranno assorbiti dalla nuova struttura che continuerà a occuparsene e quelli che fossero in esubero rimarranno a lavorare in rami artistici nella fondazione o in sue strumentali. La conferma arriva direttamente dalla voce di Luigi Garofalo. Nessun dipendente del Teatro Mario del Monaco perderà il lavoro nel passaggio al circuito del Teatro Stabile del Veneto. L'accordo tra Comune, Fondazione e Teatro Stabile è stato ufficializzato in mattinata con l'approvazione da parte di Consiglio di indirizzo e di attuazione dell'Istituto di Caspineda. Questa convenzione comporta che il Teatro Comunale, che è sempre stato aperto alla collettività, continuerà a esserlo. La sua gestione concreta, anziché risultare nelle mani di una società strumentale di fondazione, passa al Comune e il Comune ne provvederà unitamente, secondo le nostre previsioni, a Teatro Stabile del Veneto. Soddisfatti del risultato Comune e Regione? Direi che si va verso la costruzione di importanti collaborazioni. Il Teatro Stabile del Veneto era già una realtà di livello regionale che prevedeva la partecipazione come soci di Padova con il Teatro Verdi, di Venezia col Teatro Goldoni, c'è stata anche Verona e oggi c'è la possibilità di vedere confluire la realtà di Treviso, uno dei teatri della tradizione, quindi per noi un aspetto anche strategico nell'ottica di quelle costruzioni di reti di sinergie per fare più forte la cultura del Veneto. Frecciata contro le polemiche di queste settimane dal presidente dello Stabile. Insomma, portiamo da 70 a 80 spettacoli di prosa, portiamo 8 serate di lirica, portiamo la musica. Mi sembra che sia un cartellone piuttosto ricco su cui non fare neanche polemiche, bisogna solo comprare i biglietti.